Terza corsa dall'Arcoveggio, una prova per 3 anni, questa volta non vincitori di 4.000 euro nella carriera. Erano in 14, rimangono in 12 dopo i ritiri di Chiara Stella e di Capitan Spritz. 1 Carmen Antonio Di Nardo, 3 Corinto Light Marco Stefani, 4 Comancis Federico Esposito, 6 Comanci Joe Mattia Ricci. Seconda fila 7 Cioc di Gaia Antonio Greppi, 8 Cedro Bro Andrea Bigliardi, 9 Calamity Vez Carmine Piscuoglio, 10 Conflitto P Manuele Matteini, 11 Cruciale Min Davide Angeletti, 12 Crive Nicola Bortolotti. In terza fila 13 Cecco Caparra Enrico Bellei, 14 Columbus Gaps Battista Congiu. Allineamento che va a formarsi, favorito Comanci che fa scuderia con Comanci Joe. I due all'esterno della prima fila sono i due più seguiti. In partenza è veloce Comancis che va a condurre nei confronti di Comanci Joe, poi Numero Conflitto 3, P dalla Corinto seconda Light, fila. squalificato. Galoppano intanto in diversi, tra cui Calamity Vez, tra cui Corinto Light. In quarta posizione alla corda si sistema Cruciale Numero Min 9, che Calamity precede Vez, Carmen. squalificato. I primi 200 se ne vanno in 15 e 7 con Comancis all'avanguardia. In seconda posizione Comanci Joe, in terza c'è Conflitto P, poi Cruciale Min, quindi Carmen che si avventura al largo in anticipo su Cedro Bro. Ancora Crive in terza pariglia esterna, invece in quinta posizione lungo i birilli c'è Cioc di Gaia. 32,2 per i primi 400 metri di corsa lentissimi da parte di Comancis, che ovviamente non avendo pressioni esterne può permettersi il ritmo più comodo possibile, 48,4 addirittura per i primi 600 metri di corsa. Comancis in vantaggio, avanza al largo Carmen, si fa posto nella sua scia Conflitto P. È richiesta però Carmen per andare sulla testa della corsa. Comanci Joe rimane sempre in seconda posizione. Carmen che cerca di passare terza, lì ci sono però ancora i piedini di Cruciale Min. Poi Conflitto P che ha spostato al largo andando però indietro, il chilometro in 1,18,7. Comancis cerca di prendere vantaggio Numero a palo lontano 12, Crive, perché sa che la retta squalificato. arrivo è il tallone d'Achille. Federico Esposito allora la prende molto lunga, guadagna 3 lunghezze nei confronti di Comanci Joe. Poi Conflitto P che cerca di passare terzo su Carmen, ancora Cruciale Min, Cedro Bro e Cecco Capar. I 3/4 di miglio passati in 1,33,5, in netta evidenza Comancis che completa la piegata conclusiva in 14,9, in retta arrivo in chiara evidenza Comancis che li ha staccati tutti presto e viene a concludere netto vincitore, mentre c'è lotta per le piazze con Comanci Joe che difende la seconda posizione. Al terzo posto ancora Carmen su Conflitto P. 2-3 il totale, 1-16-6, ragguaglio cronometrico per il successo di Comancis. Federico Esposito, Alessandro Gocciadoro, i colori della Limitless per il figlio di Leggendario che in percorso di testa si toglie la qualifica di Maiden, viene a vincere nettamente questa terza corsa dall'Arcoveggio. Al secondo è il compagno di scuderia Comanci Joe che fa l'unplane della Limitless, mentre per il terzo posto dovrebbe essere Carmen all'interno. Andiamo a rivedere nelle immagini dopo molto tempo rispetto al vincitore. Compare al secondo Comanci Joe e al terzo Carmen.